Ciao, ti do il benvenuto su mattoscacco.com. Andiamo avanti con un'altra lezione per quanto riguarda come scegliere la mossa candidata. Sino ad ora abbiamo visto due metodi molto validi e ripeto sempre che ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, quindi a volte c'è la necessità di diffondere più metodi e di utilizzarne diversi, magari nella scelta della stessa candidata. Abbiamo visto che una delle prime cose che si fa è stabilire le priorità, poi c'è il metodo pensare alla cutoff che comporta seguire alcuni schemi. Oggi vediamo come si procede per eliminazione. Questo è il terzo schema di analisi, ovvero quando ci ritroviamo dinanzi a più candidate, come fare per sceglierle. Allora, analizziamo ora questa situazione. Il tratto, scusate, era così. Ok, il tratto spetta al bianco. Allora, il bianco ha a disposizione un bel po' di mosse disponibili. Per esempio ha a disposizione donna per G5, però se fa questa mossa, che è un buon tatticismo, segue lo scacco di donna sulla prima traversa e dopo donna G2 ti puoi rendere tu stesso conto che non è proprio una delle mosse migliori. Ecco perché questa mossa non si può fare. Questa mossa del bianco, che può sembrare buona, al momento non si può fare. Onde evitare che la donna quindi entri sulla prima traversa, il bianco, pensate un po', pensò di giocare torre C1. La torre è impresa dal cavallo, va comunque in presa ma va in C1, perché se cavallo C1 comunque blocca la prima traversa ed è quello che interessa al bianco. Quindi questa è veramente una mossa molto forte da parte del bianco. Ora vediamo il nero in che modo può rispondere. Allora, la prima cosa che viene in mente per il nero sarebbe quella di giocare alfiere C1. Perché alfiere C1? Perché se si gioca cavallo C1 segue donna per alfiere, invece andando a prendere di alfiere, l'alfiere si va appunto a salvare dalla donna. Tuttavia, dopo una mossa del genere, segue donna F6 con scacco matto e quindi siamo ancora a punto e a capo. Quindi questa va esclusa. Ora il nero sta procedendo per eliminazione, ovvero vede le mosse e trova i difetti all'interno di quelle mosse. La mossa che ha meno difetti o che addirittura, meglio ancora, non ne ha, è quella che giocherà. Quindi la mossa di alfiere non va bene. Ora diamo un'occhiata quindi a cavallo per C1. Vediamo se cavallo per C1 va bene. Allora, il bianco ora può minacciare il matto in H7 trasferendo la torre in H3 e la prossima sarebbe scacco matto. Sembra una forte minaccia, anche perché una delle poche difese è sacrificare la torre, ma c'è questo forte tatticismo, torre per H7, scacco, torre per H7 e donna e un altro scacco matto, quindi non va bene neanche questa. Non va bene assolutamente neanche questa. Quindi il nero esclude anche questa mossa qui. L'unica difesa dopo cavallo C1, andiamo subito a analizzarla, e torre H3, c'è anche la difesa del pedone H6, quella che io sinceramente avrei preso sin da subito in considerazione, ma c'è un altro sacrificio, vedi, proprio bisogna considerare proprio tutto. Torre per H6, alfiere per H6, donna per F6, donna F6 scusate, non c'è stato nessun cambio, scacco, re è obbligato e ancora una volta scacco matto. Quindi neanche questa qui va bene. Neanche adesso vediamo. Neanche questa va bene. Quindi H6 neanche va bene. Quindi per ora abbiamo eliminato due candidati, ovvero alfiere per C1 e cavallo per C1. Abbiamo visto che proprio non si possono giocare. Cos'altro resta?
si può provare ad anticipare la possibilità di torre D3 H3, quindi giocando subito torre per alfiere. Tuttavia segue torre C8 con matto nelle prossime mosse. Perciò il nero giocò, andiamo indietro di qualche mossa, ok, torre C1 e la mossa scelta dal bianco. Il nero in questa partita giocò subito H6. Non vide torre per D6 che lascia ovviamente il nero senza possibilità. Ora cavallo per C1 che ormai serve veramente a poco, torre per H6, alfiere per H6 e segue la stessa combinazione di prima. Qui mosse forzate fino ad arrivare allo scacco matto. E il bianco ovviamente vinse la partita. Quindi qui il nero ha giocato appunto per eliminazione. Tuttavia doveva considerare ancora altre mosse per, diciamo, per poter salvarsi. Per esempio, se avrebbe comunque proceduto per eliminazione, avrebbe visto che c'era una mossa migliore, una mossa piuttosto sospetta che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai preso in considerazione, che però è alfiere H6. Alfiere H6 è l'unica che riesce a tenere un po' la situazione, perché per esempio dopo torre in D6 e alfiere G7 si è un po' in una botte di ferro per il nero. Quindi questa qui era sicuramente una mossa buona da tenere in considerazione.